Santa Maria Domenica Mantovani è nata a Castelletto di Brenzone, una località della sponda veronese del lago di Garda, una figura, una santa importante per tutto il lago di Garda, ma anche per il veronese. Il bene che ha saputo fare nei suoi anni in vita. Lei è nata nel 1862 e è morta nel 1934, ha saputo portare alla popolazione di Brenzone, ai più bisognosi, un aiuto concreto e una speranza in Dio. Sì, il docufilm si chiama Semplice. Perché? Perché una donna così semplice, nel significato generale del documentario qual è? Una donna semplice, donna, sia anche suora, di un piccolo paese, di una piccola frazioncina, sempre rimanendo in questo posto, è riuscita a fare opere grandiose a favore dei poveri, a favore degli orfani, a favore delle persone che stavano male, quindi ha creato grandi cose, nella semplicità, senza tanti programmi, anzi, come diceva essa stessa, se vuoi essere grande, fatti piccola. E questo è un messaggio che può valere per un laico come per qualsiasi altra persona. È estremamente importante per la comunità di Brenzone sul Garda avere questa esperienza, questo esempio per tutti quanti di santità. Un piccolo comune sulle sponde del lago di Garda che però annovera appunto Santa Madre Maria Domenica e il fondatore dell'istituto Beato Giuseppe Nascimbeni. Per noi appunto è fondamentale seguire anche dal punto di vista istituzionale quella che è stata la semplicità che con passione ha seguito poveri, ha seguito le persone disagiate e ha tenuto in piedi una comunità che una volta con la rete familiare, quella che oggi si chiama anche il terzo settore, seguiva e dava appunto sussidiarietà e aiuto ai poveri. Il 6 agosto ci sarà un evento molto importante per la nostra comunità anche per diffondere, far conoscere la vita di questa santa attraverso appunto il ripercorrere quelli che erano i luoghi e i percorsi che la santa faceva quotidianamente e che noi cittadini di Brenzone conosciamo perché abbiamo la fortuna di avere chiese monumentali del Medioevo e antiche importanti mulattiere che permettono di garantire un patrimonio storico e paesaggistico fondamentale. La Santa, pur riuscendo così a portare la carità in tutto il mondo, è sempre stata ferma nel suo meraviglioso giardino di Brenzone e per noi della provincia di Verona è l'arricchimento con un'altra perla di quel tessuto meraviglioso che è il lago di Garda. Semplice come l'acqua del lago.